Il 24 ottobre del 1866 si teneva il primo consiglio comunale dei municipi riuniti di Ceneda e Serravalle. L'annessione del Veneto e di parte del Friuli al Regno d'Italia è appena avvenuta. La nuova giunta è composta di 4 assessori. Francesco Rossi verrà eletto primo sindaco. A distanza di 150 anni il comune di Vittorio Veneto, nome ufficializzato solo con il Regio Decreto del 1923, ha voluto commemorare ufficialmente l'evento insieme a tutti gli ex sindaci viventi e inaugurando nell'atrio del municipio una mostra che raccoglie documenti e materiale fotografico dell'epoca che ricordano il plebiscito del 22 ottobre del 1866, che sancì l'annessione del Veneto al Regno d'Italia, gli antichi stemmi di Ceneda e Serravalle, gli atti relativi alla fusione dei due comuni, il documento recante il provvedimento del re con cui venne dato il nuovo nome di Vittorio, in omaggio a Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia. Abbiamo voluto ricordarlo proprio il 24 ottobre perché il 24 ottobre di 150 anni fa le due municipalità di Ceneda e Serravalle si riunivano congiuntamente per dare avvio a quella che sarebbe diventata la città di Vittorio. Il Regio Decreto del re Vittorio Emanuele II è del 22 novembre del 1866 e concesse, come dice a questo novello comune, il nome di Vittorio, che poi diventerà Vittorio Veneto successivamente. E da allora le vicende storiche di Vittorio Veneto hanno incrociato i momenti più salienti della storia d'Italia. Una data per tutte è quella del 15-18, meglio, il 24 ottobre, anche forse le date non sono casuali, iniziò nel 1918 la battaglia di Vittorio Veneto, quella che è conosciuta nei libri di storia di tutto il mondo come la battaglia conclusiva della Prima Guerra Mondiale. Qui si concluse, tant'è vero che la nostra città ha presentato il bando per partecipare alla gara nazionale, una vera e propria gara, per essere nominata città capitale della cultura, capitale italiana della cultura per il 2018.